La US Cyber Command ha lanciato un'offensiva informatica contro un gruppo di intelligence iraniano che i servizi segreti USA sospettano essere coinvolto nell'attacco alle petroliere nel Golfo dell'Oman. I media internazionali affermano che il cyberattacco ha disabilitato i sistemi informatici di controllo dei lanciamissili iraniani. L'operazione è avvenuta nella stessa giornata in cui il presidente Donald Trump ha fermato i raid aerei contro stazioni radar e batterie missilistiche in Iran. Il Bitcoin supera il tetto dei $10.000 e arriva ai valori massimi da 15 mesi. I dati Bitstamp riportano che la criptovaluta ha guadagnato il 10% fino a circa $10.800. Il Bitcoin era precipitato a dicembre dell'anno scorso, quando era arrivato a quota 3.100. Secondo gli analisti, ad influenzare questo andamento è stato l'annuncio di Facebook del prossimo lancio di Libra, la criptovaluta dei giganti dei social, che dovrebbe avvenire nel 2020. Le parole del Premier Giuseppe Conte dal secondo forum internazionale del Gran Sasso presso l'Università degli Studi di Teramo. È stato un bel passaggio questo a un'università che ha una grande tradizione e che soprattutto ha organizzato un forum, questo secondo forum internazionale del Gran Sasso, ben costruito. Chiamare qui a ragionare sulla prevenzione. Quindi prevenzione significa, guardatelo dal punto di vista della politica, significa che non soltanto inseguire il bisogno del momento, significa anche progettare, saper avere una visione strategica. La politica anche ha bisogno di questo, quindi sono venuto ben volentieri a ragionare in un consesso scientifico, accademico così qualificato. C'erano oltre 20 rettori dall'Africa, dagli Atenei africani, questo è un momento bellissimo. Abbiamo potuto anche ribadire l'attenzione dell'Italia verso il Mediterraneo allargato e verso l'intero continente africano. Vogliamo superare i vecchi modelli di cooperazione con l'Africa, vogliamo incrementarne di nuovi, dove ci siano reciproche opportunità, non solo per noi, ma anche per i paesi africani, nel pieno rispetto e nel pieno riconoscimento della loro identità culturale, delle reciproche identità culturali. L'Europa si prepara ad essere colpita dalla più potente ondata di caldo degli ultimi 10 anni, coinvolta anche l'Italia, in particolare il centro-nord e la Sardegna, dove si prevedono punte di 40 gradi. La poderosa ondata di caldo dovrebbe raggiungere l'apice tra il 27 e il 29 giugno. Sono attesi picchi di 37 e 40 gradi in città come Torino, Milano, Bologna, Roma, Frosinone, Rieti e Sassari. Le temperature saranno elevate anche al sud, ma con un caldo decisamente più sopportabile e non dovrebbero superare i 35 gradi. Oltre all'Italia, le zone interessate sono Spagna, Francia, Gran Bretagna, Belgio e Olanda.